Amici bellini, voglio proprio vedere se è così la formazione un po' ancelottiana con Ruiz fascia sinistra. Mi sembra un po' strano, ma vediamo un po', perché non si può mai sapere. Dai, stiamo muro a muro con Granada, questa è la verità. Muro a muro con Ospitale, pure loro, e quindi manca Suarez, manca Soldato. Niente alibi, niente alibi. In difesa da questi primi minuti è 4-1-4-1, quindi 4-3-3 con Fabian Elmas mezziale, non diciamo strunzate. C'è arrivato anche Dani, grande. Bello questo retropassaggio di Fabian, benissimo. Cafattchist. No, questo non è HD, devo andare in HD. Devo andare in HD subito. Anche se me la sento in tedesco non fa niente, devo vedere gli schemi, devo vedere le cose. Se leggevano manca i numeri. Scandalo da Zon, non vedo niente, peggio dello streaming di Tele TV8. Scandalissimo. Bravo, sì, continua a prendere calci sto ragazzo. Mamma mia, il pericolo non va bene. Maronna mia, Maronna san. Il cross dalla tre quarti e nessuno che ci va. Questa era di Meret secondo me, rivediamo. Proprio nell'area piccolissima. Vediamo. Qua è proprio solo. Com'è possibile che è proprio solo? Non è Meret, qua è Di Lorenzo. È tutta la difesa che è scalata male. Schifezze. Se Di Lorenzo sta su quello, sull'altro ci deve andare Politano. Non so come, ma ci deve andare Politano. Buono, dai, provaci. Mamma mia. Da provaci a un contropiede dove nessuno interviene. Boom. Andiamo male. Qua si rischia di fragili mentalmente un'altra volta. Ma pigliato un gol, siamo scarsi. Gara che va vista nell'ottica dei 180 minuti. In realtà va vista nell'ottica che secondo me Chist va a sci per giocare il campionato. Mamma mia, Bobotta, mamma mia. Mo ci segniamo pure i tac, Chist. Mamma mia, voglio. Siamo in grossa difficoltà, ma proprio grosse difficoltà. Dai ragazzi, serve solo un calcio d'angolo, un calcio piazzato, perché è uno sperpetuo, non abbiamo nessun tipo di pericolosità. Vedi, è l'unica, perché siamo lenti, prevedibili, scolastici, e un sperpetuo che non ce la faccio più. Voglio che finisca questa partita, voglio già pensare all'Atalanta. E pensiamo all'Atalanta, comunque non teniamo a Lozano, Va bene, io mi annoio e credo che lasciate un like per quella poltrona, perché non si può lasciare un like per la partita. Quella poltrona che mi vedrà assopire, perché mi assopisco, è proprio uno sperpetuo. Ho pensato che magari se mi metto la maglietta del Paris Saint-Germain lo spirito di Mbappé o dello Mbappé, perché sono io il vostro Mbappé, è l'unica che per avere una chance di qualche cosa. Comunque io là finisco, io già lo so, là finisco. Paris, allez Paris. Cazzo! Mario Ruiz scandaloso per tutta la partita, si è inventato questo fatto incredibile. Era pure fuori gioco, quindi non ti preoccupare. Mi annoio tantissimo, che devo fare? Stacco tutto e andiamo live direttamente. Che devo fare? Cioè, che senso ha? Guarda che tutti se ne vanno e nessuno prende questa palla per battere. Questo è l'esempio di questa partita. Non se ne fregano, lo volete capire che non se ne fottono proprio. Tutti che se ne vanno, nessuno che batte. Sapete che queste due marche che non sponsorizzano questo video sono unite in America? Sono due birre diverse in Italia, ma è più interessante parlare di questo. Adesso Insigne si prende... Fabian si era preso il pallone, Insigne se la pigliate subito perché non si vogliono bene. Questa è una cosa mia. Non si amano. Abbassa il corpo, Lorea, abbassa il corpo. Ha detto abbassa il corpo. Buono. Cazzo, come si fa da solo a non inquadrare la porta? Raccomani. Wow, quello da solo, incredibile, incredibilissimo, Cioè questi non fanno niente, una imbucata ogni mezz'ora e nessuno tra le linee, proprio tutti slegati. Mamma mia che schifo. Buono. Tira forte, sembra tira... No, Zielinski. Osimhen! Almeno un tentativo. Almeno una parata il portiere. Buono, questo è buono. L'ho anticipato.
Ancora lui, ancora, bravo, McManny, bravissimo. E la parata di Meret ci vuole per ricordarci che comunque è un grande portiere e perché dobbiamo rischiare il 3-0 che chiude definitivamente i giochi. Quando abbiamo pressato un pochino si è potuto fare qualcosa di pericoloso per il 2-1, ma come era giusto e come era anche prevedibile, schifezze, il nulla cosmico, perché il nulla cosmico purtroppo, se avete qualche like di residuo di pietà nei miei confronti che mi devo guardare queste schifezze, lasciatelo, iscrivetevi al canale che siamo live tra pochi minuti. Mamma mia che schifo. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da avere solo, non mi ricordo come mi chiamo.